La responsabilità è di una politica regionale che da 20 anni non sceglie. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare. Il mio modo di fare politica, guardandovi negli occhi. Non abbiamo niente. Qui ci sono o i bar o Verona. Alessandra, piacere. Fa tutto lei? Tutto io, tutto con le sue mani preziose. Fa piacere vederla di persona. Siamo visti in piazza Urati, ricordi? Mamma mia. Ti vedo bene nonostante la faticaccia. Segui tu, certo. Grande. Quindi non abbiamo né metropolitane in superficie, il treno, che hanno sempre privilegiato il trasporto privato a quello pubblico, e poi quando hanno trattato del trasporto pubblico hanno preso il Veneto e l'hanno diviso in zone di diversa importanza. Ogni cittadino del Veneto ha diritto a raggiungere i servizi. Però le persone che hanno una certa età o che hanno qualche disabilità in casa trovano sempre il muro sbarrato da tutte le parti. Dopo 4 anni circa, anche con tutta la buona volontà, non sono ancora riuscito a essere collegato in ambito lavorativo. Quali politiche dovrebbero essere fatte in questa direzione? Tagliare le USL non significa tagliare gli ospedali, significa tagliare i carrozzoni, la burocrazia. Una persona che ha dei diritti non li può esprimere semplicemente per le carte, per gli adempimenti, per la lentezza della risposta. I primi ad essere sostenuti devono essere quelli che hanno delle difficoltà. 330 presidi ospedalieri territoriali. Allora, per le visite, soprattutto quelle più semplici, noi metteremo uno ogni 15.000 abitanti, un ambulatorio aperto 24 ore al giorno. Cioè l'anziano lì può ottenere servizi di riabilitazione che altrimenti non troverebbe altrove. Vi ricordate una cosa che ha fatto Zaia? E questo è Luca Zaia.